Nuovamente buona giornata e ben ritrovati, seconda parte di 7 in punto, dopo l'incontro con Ezio Clerici è la volta adesso di parlare di un appuntamento del 13 dicembre, proprio in queste ore è entrato in vigore un nuovo regolamento europeo che impone l'obbligo a tutti gli operatori della filiera alimentare di indicare sui prodotti l'eventuale presenza di allergeni. Sembra facile dirlo, ma neanche tanto poi applicarlo, anche perché ne parleremo adesso con Edison Riva. Buongiorno. Buongiorno. Consigliere delegato di Confcommercio Veneto, cerchiamo di capire appunto come è stato anche il passaggio di queste nuove normative che hanno creato non poco scompiglio tra ristoratori, esercenti o altro. Innanzitutto questa normativa è una normativa, come detto appunto, entrata in vigore in queste ore, ma che è stata annunciata da quanto tempo? Da 3 anni. È stata approvata dal Consiglio europeo nel novembre del 2011. E stavolta l'Europa si è comportata in maniera insolita, nel senso che non ha imposto una norma e lasciato fare agli altri paesi, oppure imposto una norma e preteso che venisse applicata così com'è. Proprio con la specificità degli allergeni al ristorante ha chiesto ai paesi europei: diteci voi come applicarla, come portare questa informazione doverosa al consumatore prima che scelga. Molti paesi europei hanno scritto all'Europa e hanno trovato la strada giusta per poterlo applicare. Il nostro paese zero, non pervenuto né dalla politica, né dagli europarlamentari, né dalla burocrazia. Incomprensibile. I problemi sono altri, certo, però credo che questo problema tocchi molte persone, tocchi tutti coloro che vanno al ristorante, alle trattorie, ma che fanno anche matrimoni, catering, che volano, che vanno in nave, che vanno in treno, eppure non abbiamo parlato e siamo un po' tutti, insomma, un po' in confusione. È un peccato perché il cibo per noi è importante. Spieghiamo in che modo tocca appunto chi usufruisce dei ristoranti, appunto di tutte le occasioni per poter appunto assaggiare dei cibi, ma anche naturalmente chi offre questi cibi. Sì, allora prendiamo dal punto di vista del consumatore. La cosa più normale sarebbe fare quello che avviene adesso, magari in maniera molto organizzata. Si arriva al tavolo del ristorante o della trattoria e si chiede al personale di sala o si manifesta l'esigenza, per esempio, di non mangiare cibi dotati di glutine, senza dover dire se sono ammalato, se sono intollerante. Allora, già adesso il personale di sala è organizzato a dirlo e qualche ristorante, in Italia ce ne sono già 3.500. Su quanti complessivamente? Su una 50.000, ma ce ne sono 200, oltre 200 già in Veneto, proprio hanno una linea di cucina dedicata ai celiaci. Sono delle persone in crescita purtroppo e che altrimenti troverebbero poco cibo nel ristorante. Poi noi viviamo sulla base della pasta, la pasta è il piatto italiano, se non posso mangiare la pasta, allora ci sono alcune linee di pasta senza glutine e quindi si possono assaggiare i manicaretti. Bene, basta chiedere e viene la risposta. No, il regolamento europeo sembra, perché non è scritto con chiarezza, che invece imponga al ristoratore di comportarsi come il produttore di un prodotto alimentare di pasta, cioè deve compilare una sorta di etichetta. L'etichetta non la può mettere sul piatto perché ci mancherebbe di dover fare anche questo, però dovrebbe mettere nel menù, sotto ogni piatto, la presenza eventuale di allergeni all'interno di quel prodotto. È praticamente impossibile per il nostro tipo di cucina di ristorazione, perché la nostra cucina è creatività, è cambiamento. Molti degli operatori si approvvigionano al mercato come le famiglie, quindi il mercato dà quello che c'è in quel giorno e quindi magari quello che c'è oggi non ci sarà domani o non c'era l'altro giorno. Cioè saremmo costretti i ristoratori a cambiare il menù troppo di frequente e sappiamo che dà fastidio andare al ristorante e vedere un menù che ha, diciamo, il segnale a matita, la correzione, soprattutto nei ristoranti che ci tengono, che hanno una certa sorta di immagine. Ecco, e poi si possono fare anche delle dimenticanze. Allora noi come Confcommercio Veneto stiamo cercando di spingere per poter consentire agli operatori di scegliere. La libertà di scelta credo che sia un diritto di tutti. Scegliere di informare il consumatore come meglio si attaglia alla tipologia di struttura. Penso che un bar che abbia
pochi prodotti per consumazione, magari abbia molti prodotti standardizzati, troverà più conveniente scriverlo sul listino prezzi e va bene. Sì. Ma il ristoratore che invece punta sulla creatività, sull'accoglienza del consumatore, deve poter dire no, io non scrivo, non faccio il burocrate, io voglio raccontarlo al consumatore, perché voglio entrare in contatto con lui, come è molto bello sentirsi raccontare un menù da un personale di sala. Il menù alla fine serve prevalentemente per vedere i prezzi ed è giusto guardare un menù per scegliere i prezzi, non per scegliere gli allergeni sì, allergeni no. Ha detto burocrati, forse non a caso, cioè questa è una norma secondo lei applicata da burocrati? Sì, perché lo spirito vero con cui il nostro Paese non ha dato un'opzione alternativa è che privilegia il sistema dei controlli rispetto alla salute del cittadino e alla dignità dell'impresa. Nel senso che è più facile per un controllore, per un ispettore entrare in un locale e dire mostrami quello che hai scritto, se hai scritto poi vado a vedere se hai scritto bene, se mai ti sanziono se hai scritto male, ma se non hai scritto ti sanziono subito. Ecco, questo non ha senso. Pensi che paesi che hanno una storia, una tradizione, una cultura gastronomica, non dico inferiore, ma diversa dalla nostra, come la Gran Bretagna, l'Olanda, la Danimarca, la Germania, l'Austria, hanno chiesto all'Unione Europea di dare due opzioni ai loro operatori e l'hanno tenuta. Loro che hanno una cucina più standardizzata, più da catena, noi che abbiamo tante piccole imprese, ce ne sono, dicevamo prima, 50.000, ma se mettiamo insieme tutto il mondo della ristorazione arriviamo anche a 200-250.000 e noi non possiamo fare questa operazione. E allora, proprio il 13, noi abbiamo voluto dare un segnale al nostro mondo associativo dicendo, sentite, partite con le due vie. L'importante è che voi diate l'informazione corretta, comprensibile al consumatore, perché questo vuole il regolamento europeo. Avete deciso voi sostanzialmente, sì, vi siete sostituiti? Sì. Abbiamo voluto fare una fuga in avanti, ma una fuga per andare incontro al consumatore, non per sviare un impegno. Certo, la burocrazia dà fastidio, la burocrazia è il male del nostro Paese, il nostro Paese ha questo sulla pelle, le nostre imprese, ma anche i cittadini ce l'hanno. L'importante è riuscire a trasmettere un'informazione corretta al consumatore. È giusto, è un sacrosanto diritto per il consumatore curare la salute, ma direi che la ristorazione italiana lo fa da sempre questo, è sempre attenta alla salute del cittadino, anche col suo modo di cucinare. Noi siamo famosi perché abbiamo una cucina cosiddetta di prodotto e qui in questa emittente lo sapete bene perché fate proprio delle trasmissioni su questo, cioè attenti a non manipolarlo, a non trasformarlo, non dobbiamo riempirlo di salse, di sughi, come fanno altri paesi del centro Europa. Ecco, e perché noi non dobbiamo essere privilegiati? Perché pensi che la reazione emotiva dei ristoratori potrebbe anche essere questa, noi abbiamo fatto un test prima del 13 dicembre, è quella di dire, ma sai cosa ti dico? Comincio a togliere gradualmente gli allergeni dalle mie ricette. Pensi che un allergene da cui bisogna guardarsi è il sedano. E chi cucina in casa sa benissimo che il sedano lo mette in molti intingoli e dà quel profumo, quel sapore particolare che caratterizza quella ricetta. Allora perché devo toglierlo e quindi perdere la memoria della ricetta? Oppure, la via più sbrigativa, divento un distributore, cioè acquisto i piatti precotti monodose, che sono tutti etichettati, li faccio rivenire e li scodello al cliente. È molto più semplice, magari gli metto anche l'etichetta vicina, così non ho la responsabilità e così non mi sanzionano. Sarebbe la morte della nostra cucina. La cucina del burocrate che si diceva prima. È il bugiardino, come qualcuno l'ha definito. Ecco. In qualche modo. Abbiamo un minuto prima della prima tranche che si concluda, quindi in pratica in questo momento secondo lei è stata più così, ha visto meno in avanti la normativa europea o quella italiana che ha voluto lasciare stare 3 anni senza voler agire? No, è più avanti quella europea, la normativa italiana che pure, cioè la politica italiana sta criticando Bruxelles. Ma è colpa sua in buona parte? Assolutamente colpa sua. E chissà quante altre fregature noi italiani abbiamo ricevuto per un'assenza colpevole da parte della nostra politica e della nostra burocrazia. Tra poco la seconda parte dove entriamo nel dettaglio con Edison Mariva, cerchiamo di capire, sono 14 se non sbaglio, giusto? 14 famiglie di allergeni e ne scopriremo delle belle, sì, davvero. A tra poco.
Giochiamoci questo numero subito, 14. 14 famiglie diverse di allergeni. Sì. Però ci sono, e le chiedo appunto con la sua competenza e conoscenza, le spiegazioni di questioni dirette, o meglio prodotti diretti, ma anche indiretti che non ci aspetteremo mai. Sì, infatti, allora diciamo che così tanto ripercorrendoli velocemente, gli allergeni vanno dalle uova, poi al latte e quindi tutti i derivati, al glutine che c'è nelle paste, nelle farine, al sedano come dicevamo poc'anzi, ma anche a tutto il pesce, a tutti i molluschi, a tutti i crostacei, persino ai vini che hanno una dose di solfiti superiore alla soglia minima che è il 10% del contenuto e che il produttore di vino, se deve assolutamente dichiarare in etichetta. E così via. La senape, la soia, insomma sono cibi di normale utilizzo, e va anche detto, anche per non creare terrorismi fuori luogo, che gli allergici e gli intolleranti alimentari in Italia sono mediamente il 7-8% della popolazione. Che succede? Che da qualche anno queste allergie stanno aumentando, allora stanno preoccupando giustamente la sanità e la salute dell'Europa. E allora si tende a porre un freno, soprattutto a consentire loro, e per questo lo vedo in positivo il regolamento, di uscire di casa e di andare a mangiare fuori casa e non di limitarsi ad andare al supermercato a prendere. E mi consenta anche di aumentare per il locale la qualità del suo servizio. Assolutamente. Indicando che può fare anche quel servizio specifico. Il problema dove può sorgere? Non nel prodotto base, perché è chiaro che un pasticcio di lasagne ha come minimo le lasagne con glutine, con l'uovo e il latte nella besciamella. Allora sono 3 famiglie di allergeni che, grazie a Dio, non è che tutte e 3 contemporaneamente preoccupino un soggetto, ma magari il soggetto è allergico alle uova. Allora è chiaro che le lasagne non le deve prendere, perché può stare male e può stare anche molto male. Il problema è nei sughi, nelle salse. Per fortuna in Italia sughi e salse non ce ne sono molti, ma mi immagino in Francia, mi immagino in Germania, dove peraltro hanno le 2 vie, scritte e orali, anche subito. In Francia da subito. Ecco, allora esiste per esempio alcuni insaccati come il prosciutto cotto che possono essere realizzati, prodotti, ecco, con dentro degli allergeni o prodotti senza allergeni. Un allergene con cui possono venire prodotti è una polvere di latte che serve per favorirne la conservazione nel tempo, quindi a tutela della salute del prodotto e del cittadino. Ecco, allora, provi a pensare a un ristoratore, anzi a un barista, che fa il panino col prosciutto cotto, che fino a ieri ha preso il prosciutto cotto della marca A, che non conteneva allergeni, e magari ha scritto o non ha scritto nel suo menù, cioè non ha scritto il prosciutto cotto come allergene perché non li aveva, rimane sprovvisto di prosciutto cotto una sera, deve soddisfare un cliente che gli ha chiesto sul momento un panino al prosciutto cotto, magari un pullman che arriva e che si ferma, va a cercarlo al supermercato vicino, lo acquista, e che succede? Che disgraziatamente non c'è più la marca del giorno prima, ma c'è una marca nuova che ha inserito l'allergene come polvere di latte. Allora cosa deve fare? Cambiare il menù. Puoi dirlo al consumatore? No, basta dirlo. No. Dico, guarda caro consumatore, purtroppo il prosciutto che hai acquistato, se tu sei allergico ai latte e ai derivati, a questo prodotto. Non deve scriverlo, non ci deve essere il sospetto di un controllo. Sì. Ecco, questo può succedere, oppure anche nelle salsine per alcune bistecche, alcuni filetti fatti in un certo modo, molte salse sono a base di senape. Ecco, queste cose però, questo patrimonio di conoscenza in cucina è dato per scontato. Non c'è uno chef che non sappia, come una casalinga, quali sono i prodotti che mette dentro. Basta chiederglielo, appunto, a lui e al personale di sala. Ecco, queste norme valgono per il ristorante stellato Michelin così come per il kebab? Assolutamente sì. Ecco, e quindi ci sono anche comportamenti diversi, nel senso come attenzione. Ma assolutamente. E non valgono, pensi lei, per le sagre. Ah, queste sono che restano libere. Allora, soprattutto diciamo, le sagre che si reggono sul volontariato o le feste di partito, sì, dove i numeri di chi mangia sono enormemente più grandi dei numeri dei clienti di un ristorante o di un matrimonio, e quindi il rischio alimentare
per le allergie e le intolleranze è molto più rilevante in questo mondo delle feste di paese, delle feste di partito, che sono belle di per sé. Però perché c'è questa discriminazione? E questo non è accettabile. Perché il nostro governo non ha fatto niente, non ha fatto un regolamento per tutelare il consumatore anche in queste occasioni? E allora vuol dire che il principio non è la tutela della salute, il vero principio è consentire che il burocrate faccia un controllo come Dio comanda, che abbia tutti gli elementi per poter sanzionare il cittadino. Oggi sanziona il ristoratore, ieri sanziona il cittadino distratto che non ha pagato magari il canone RAI, domani sanziona un imprenditore che si è dimenticato di fare una comunicazione nel mondo del lavoro. Insomma, siamo in uno stato di polizia o in uno stato di diritto? Io vorrei che fossimo in uno stato di diritto. Altro che. E voi avete fatto, voi come parlo di Confcommercio Veneto, una conferenza stampa circa 3 settimane fa, più o meno, dove appunto annunciavate questi problemi e si auspicava all'epoca, diciamo, sono passate solo 3 settimane, ma diciamo all'epoca, che ci potesse essere qualcosa in attesa del 13 dicembre. Zero. Cosa c'è stato? Niente. Non c'è stato nulla. Ci sono stati degli incontri a livello nazionale tra le parti, però non è sortito nulla. Si sta lavorando intorno a un provvedimento, ma questo provvedimento è tardi di 3 anni, cioè non serve a niente. È una delle poche volte in cui parte una norma senza una circolare. Non c'è una circolare ministeriale che per esempio chiarisca che si deve mettere per iscritto, perché non è chiaro nemmeno quello, è il modo di interpretare, il modo di parlare che porta a dire che l'informazione più protettiva per evitare sanzioni è più tutelante per il consumatore, ed è falso, è solo quella scritta. Però non c'è una norma chiara. Il regolamento europeo, pensi, è fatto di 54 articoli. Affronta il problema corretto dell'informazione per il consumatore sull'etichetta di tutti i prodotti alimentari. Uno di questi articoli affronta il tema della ristorazione, 1 su 54. Lì non c'è scritto che l'informazione è scritta, c'è scritto che l'informazione è dovuta e ci mancherebbe. E tutti i ristoratori la danno spontaneamente, devono organizzarsi un po'. Noi abbiamo detto fatevi un'agenda allergeni, così l'abbiamo chiamata, cioè collocate tutti i vostri piatti in relazione agli allergeni di cui bisogna guardarsi, che per ora sono 14 come abbiamo detto, e poi siate prodighi di informazione al consumatore che ha tutto il diritto di sapere ciò che mangia prima di sceglierlo. L'interesse a questa normativa che voi avete sollevato appunto come Confcommercio è stata recepita poi dagli altri ristoratori, nel senso torno ai kebab e torno appunto a altri locali più piccoli. Si sono informati a loro volta o tutto continua come tanto va bene così? Abbiamo già delle prime reazioni positive e anche qui diciamo diversificato, come è giusto che sia. Non tutti vogliono rispettare la norma scrivendo, non tutti vogliono rispettarla in maniera orale. Direi che io ho vissuto un'altra vicenda che ricordiamo tutti e feci dei grandi scontri con allora ministro Sirchia sul tema del divieto di fumo al ristorante, su cui anche allora la categoria non era assolutamente contraria, solo che, se qualcuno ricorda, allora si parlava dello sceriffo esercente, nel senso che se qualche cliente fosse rimasto fosse stato trovato a fumare in un locale dove c'era il divieto, all'esercente si faceva obbligo di denunciare il cliente. Era anche questa una mancanza di rispetto della dignità. Piena. Vincemmo, si tolse questa norma assurda, ma lo facemmo in un ping pong continuo col ministro Sirchia, dalla televisione alla comunicazione ai giornali, per cui tutti gli italiani seppero che da quel giorno cominciava il divieto di fumo nei locali, la forza della comunicazione. E mi pare che e oggi non si fuma, ed è molto meglio. E qual è il merito? A chi dobbiamo dare il merito di questa operazione? Non ai controllori, non al ministro Sirchia, non a Edison Mariva che fece il contraltare, ma al controllo sociale, perché sono gli stessi clienti che additano il fumatore di frodo, diciamo, all'interno del locale. E oggi dovrebbe essere lo stesso, cioè se un cliente si dovesse sentire insoddisfatto, insicuro,
quando entra in un ristorante e quando chiede una risposta, ha tutto il sacrosanto diritto di protestare, di farlo sapere e sicuramente anche di cancellare quel ristorante che non gli ha dato l'informazione. Il suo cognome mi impone la curiosità di chiederle, con i gelati, con gli allergeni, come siamo messi? Siamo messi nei gelati, vede, io vengo dalla zona veneta dei gelati, dalla Val di Zoldo, mitica Val di Zoldo, e i gelati che io conobbi da bambino erano gelati fatti in maniera molto semplice, con ingredienti base. È chiaro che un gelato di crema di vaniglia ha latte, uova e le stecche di vaniglia, no? È chiaro che se uno è allergico al latte, quello non lo può prendere. Ecco, la nocciola ha anche l'ingrediente della nocciola, perché ci sono anche tutti i frutti in guscio, che sono degli allergeni pericolosi, nei dolci. Oggi molte gelaterie, soprattutto quelle di tipo artigiane, le nuove gelaterie artigiane, non mettono insieme degli ingredienti base semplici, mettono insieme dei semilavorati. Allora gli operatori devono avere l'accortezza, lo fanno già, di leggere bene l'etichetta per capire cosa c'è in quel semilavorato, come il ristoratore quando prende magari, e se lo prende, un sugo preconfezionato, perché all'interno si possono annidare degli allergeni che a una persona normale non fanno assolutamente male, anzi danno sapore, danno vita e vivacità, ma a chi fosse allergico sono pericolosi e bisogna tenerlo presente, capire l'informazione e raccontarlo al consumatore se richiesto, assolutamente. Questo è un fatto importantissimo. Essere pronti, appunto, e non tutti sono pronti a comunicare da questo punto di vista. No, perché ancora non abbiamo fatto diciamo un ping pong ancora robusto come lo facemmo con il ministro Sirchi allora. Ma pensate anche a una formazione di questo tipo per gli operatori? Sì, però una formazione, attenzione, noi in Italia abbiamo dilapidato risorse in formazione e abbiamo arricchito più i formatori che coloro che dovevamo formare. Io sono molto critico, anche se sono un innamorato della formazione, soprattutto in un'epoca della conoscenza e in temi come questi devi sapere le cose. Però qui non ci vuole molto. Qui l'informazione, intanto non bisogna limitarsi a sapere, diciamo, ad avere l'informazione che quell'allergene si trova in quel piatto. Questo è fondamentale, ma bisogna anche capire cosa vuol dire allergia, cosa vuol dire intolleranza alimentare, quali sono le reazioni del cittadino di fronte a queste situazioni di ipersensibilità, per potergli dare una mano complessiva, per poterlo accogliere e rispettare il suo stato di salute. Ecco, questa formazione però la si può fare oggi con i tablet, con i telefonini, con una piattaforma. Noi stiamo lavorando su questa, ma in anticipazione non ne voglio parlare, mi piace raccontare le cose dopo fatte. Va bene, ma è anche l'occasione per averla un'altra volta qui per raccontare queste cose. Però molto volentieri. Però ha detto tablet. Sì. I menu sul tablet potrebbe essere una soluzione, nel senso che aiuta in qualche modo... No, lei mi tira fuori allora altre, perché ce ne sono anche altre che stiamo lavorando, il QR code. E facciamo adesso la puntata allora, visto che ci siamo. Sì, guardi, io ricordo che anni fa, quando vennero fuori i primi tablet, un grande chef italiano, forse il più grande che abbiamo avuto dal dopoguerra a oggi, Gualtiero Marchesi, nel suo locale di Milano, vicino diciamo, al teatro, alla Scala, introdusse i tablet, il menu col tablet. Allora forse era prematuro, non ebbero grande fortuna, non ebbero grande successo, ma io credo che il tablet, magari scrutando il menu ancora prima di entrare, magari mettendo a fuoco quel simboletto che si chiama QR code, può diventare una cosa interessante. Oggi abbiamo più nativi digitali di 10 anni fa. È cambiato a 3 anni già sanno usare i tablet, beati loro. E allora io credo che questa sia una strada su cui francamente ci stiamo pensando anche noi. Bene, una buona anticipazione, sì, perché appunto sì. effettivamente vale la pena, insomma, è tutta una cosa che sì, aiuta, è tutto quello che aiuta effettivamente. Oggi viviamo in un mondo di grandi informazioni, riuscire a mettere in condizione tutti di sapere, di avere un bagaglio conoscitivo prima di fare delle scelte, soprattutto quelle alimentari che sono strettamente legate alla salute, per noi è creare valore. Noi vogliamo creare valore per il consumatore, per l'impresa e per tutto il Paese. 5 minuti ai saluti.
E 5 minuti vorrei sfruttare in buona parte anche per una occhiata complessiva al commercio in un periodo appunto come quello natalizio e così via, e nell'area appunto del Triveneto capire un attimino come veda le città capoluogo, se siano in qualche modo strozzate dalla grande distribuzione, il commercio locale, come possa essere questo dualismo, se fa bene a entrambi oppure no. Allora, diciamo che la situazione è brutta, il commercio extraurbano la fa ancora da padrone, però questa è un'area in cui mi sento molto molto ottimista. Io credo che il futuro del commercio è un ritorno al passato, sia nei centri storici. Abbiamo molto apprezzato un'operazione della Giunta regionale veneta che ha fatto dei bandi per i distretti del commercio, che vuol dire dei progetti per finanziare uno sviluppo, una rianimazione, una riqualificazione del commercio nei centri urbani, non dico storici, centri urbani. Ecco, io credo che siamo vicini al momento in cui anche il mercato immobiliare comincia a diventare, diciamo, di un'alternativa di un certo interesse. Certo, all'interno di un'area urbana, a differenza di quanto avviene in un centro commerciale, ci sono dei prerequisiti. Quali sono i prerequisiti? Primo, bisogna che tutti lavorino insieme, commercianti, artigiani, banche, pubblico, musei, istituti di cultura, animazione, cioè che quello diventa un territorio che si deve vendere. Poi è vero, ci sono le isole pedonali, c'è il problema dell'accesso, ci deve pensare il pubblico. I parcheggi soprattutto. I parcheggi, ecco, esatto. Però tutto questo può in qualche modo essere superato se c'è una coesione di intenti, se si definisce un obiettivo. E con questi bandi regionali ci saranno almeno, mi auguro, 15-20 situazioni che dovrebbero sperimentare un nuovo modo. E io credo che questo possa portare valore, anche perché stiamo invecchiando come popolazione, giriamo di meno con l'auto, preferiamo... Ecco, poi oggi l'acquisto non è più solo di necessità, non è più solo l'acquisto edonistico superficiale, è un acquisto che spesso coincide con una esperienza di vita. Allora, fare un'esperienza in un centro storico è molto più facile e più piacevole che farlo in un centro commerciale. Perché? Perché nel centro storico c'è tradizione, storia, cultura, ci sono valori veri. In un centro commerciale c'è un solo valore, che è quello dello shopping. E io credo che in prospettiva i primi valori, quelli legati all'uomo, i tecnici chiamano il genius loci, prevarranno sui valori commerciali del consumismo degli anni passati. Guardando a nord, paesi, penso all'Olanda, ma la Germania stessa e anche altri, hanno molto spesso dei centri commerciali inseriti nelle città e chiusi la domenica, e non con orari complessivi. Si può arrivare a un modello dimenticato? Lei risponde a porta aperta. Pensi che quando in Veneto, in Italia, non c'erano ancora i centri commerciali fuori città, io giravo l'Europa professionalmente per studiare le reti distributive e vedevo già i primi ipermercati nei centri storici. Quindi pensi, è inevitabile. Io credo che non c'è un conflitto tra grande distribuzione e piccola distribuzione, c'è un conflitto tra cattivo commercio antico e buon commercio moderno. Ecco, allora credo che sia solo un modo, cioè bisogna lavorare insieme, anche l'Internet. Ormai stiamo acquistando con i tablet, con gli smartphone in Internet, però è simpatico che giorni fa ho comprato una lavatrice, ero con mia moglie, sono andato in uno di questi grandi centri commerciali e ho apprezzato molto il fatto che il venditore alla fine mi aveva detto: guardi che l'assistenza tecnica e anche tutto il sistema legato alle garanzie, le prove, i collaudi, li fa quel negozietto che ha 2,5 km e che è di 25 metri quadrati. Questo è lavorare insieme e soddisfare a 360 gradi le esigenze del consumatore, perché anche la grande distribuzione non può fare l'assistenza che fa il piccolo, no? Ma neanche dare l'informazione. Quante volte ci troviamo in questi grandi megastore, è un gioco di parole, sperduti perché non c'è un interlocutore con cui approfondire alcune conoscenze. Ecco, il piccolo commercio questo lo ha sempre fatto
lo deve fare ancora con il sorriso sulle labbra e convinto che al consumatore fa piacere. E il consumatore deve apprezzarlo se gli piace, deve dirlo che gli piace. E con sorriso sulle labbra ringrazio Edison Mariva, consigliere delegato di Confcommercio Veneto, per questa bella chiacchierata. Buona giornata a lei. Grazie a voi. E buona giornata a voi. Prima edizione di TG7 Nord-Est, l'edizione flash, poco dopo le 13, proprio in mezzo a due chiacchiere in cucina. Grazie e buona giornata.